Un cordiale saluto amici di Wii Sport, ben trovati al Valentino Mazzola di Gaggi, 12ª giornata nel girone di prima categoria, tutto aperto nelle zone alte della classifica. Il Gaggi, dopo il pari per 1-1 contro il Città di Lingua Glossa, ospita il Furci, reduce dal pari per 0-0 contro il Città di Belpasso. Formazione caggese che si schiera col 4-3-3, Cerrando in porta, Alaimo, Donato, Costanzo e Vaccaro sulla linea difensiva, Chirillo, Mannino e Cantarella in mediana, in avanti il tridente, quello titolare, con Riccina, Barriga e Franco. Arbitra la partita il signor Cristian Smario della sezione di Catania. Tutto pronto per il film del primo tempo, si parte e dopo 4 minuti Chirillo riceve il pallone e fa correre Riccina sulla fascia destra. Il numero 7 si prende l'out, la rimette all'indietro per Chirillo che stoppa e conclude. 1-0 Gaggi, sono passati 4 minuti di gioco al Valentino Mazzola, avanti i padroni di casa. Al nono di gioco c'è un calcio di punizione per il Furci, posizione proibitiva, la sfera viene scotolata verso il limite dell'area, poi messa all'indietro, viene conclusa così da Costa che sfiora il palo col mancino. Al 16esimo nuovo calcio di punizione, stavolta siamo ai 23 metri. D'Amico testa i riflessi di Rando che riesce a deviarla in calcio d'angolo, partita frizzante, il cross da parte di Vaccaro viene deviato, Riccina, colpo di testa, Bartolotta, doppia deviazione, rovesciata di Riccina addirittura sulla linea e il compagno Franco che sventa il 2-0, poi fallo in attacco segnalato dal signor Smario, si resta sull'1-0, calcio di punizione di Chirillo, il numero 8 prova a metterla in mezzo, pallone che viene sfiorato da Franco che per poco in girata non trova il jolly del possibile raddoppio dei padroni di casa. Al minuto 32 nuovamente Cantarella cerca spazio, salta l'avversario, va alla conclusione, viene respinta a Bartolotta, troverebbe il 2-0 Cristian Barriga, tutto fermo per presunta posizione di fuorigioco. Al minuto 36 Franco per vie centrali dove c'è Chirillo, libera il siluro col destro, ancora Bartolotta bravo a dirgli di no. Termina così il primo tempo, Gaggi 1, Furci 0, dove i primi 45 minuti decide il gol realizzato al quarto di gioco da Federico Chirillo. Passiamo col film della ripresa, subito qualche problema per la formazione locale perché si fa male Riccina, infatti al 46esimo è il momento di Mazza, al 50esimo tentativo del Furci in area di rigore, si libera Leo che va alla conclusione, o meglio al tiro cross con i piedi, Rando riesce ad allontanare grazie anche alla difesa. Al 52esimo calcio d'angolo per gli ospiti, viene deviato una volta, due volte fuori area e Omettere che stoppa e conclude col sinistro, ma ancora una volta Rando testa i suoi riflessi mettendola in corner. Al minuto 58 Chirillo in zona offensiva apre a destra dove c'è la salita da parte di Donato, la sua corsa all'ingresso in area, la conclusione col piede Bartolotta. Al 62esimo entra Cosentino, esce Alaimo. Al minuto 63 però il Furci trova il gol del pareggio, da questo rinvio viene liberato Costa a destra, il numero 9 vede il possibile cross per il compagno, salta l'avversario, eccolo in mezzo per il colpo di testa di D'Amico che fa 1-1. Il Furci ha pareggiato quando abbiamo superato da poco l'ora di gioco al Valentino Mazzola. Al 73esimo cambio allora per il Gaggi, fuori Franco, dentro lo Iacono. Minuto 76 la formazione locale chiede un calcio di rigore ma non è d'accordo Smario su questo intervento in area su Barriga, si prosegue. Minuto 77 calcio di punizione di D'Amico che sfiora l'incrocio dei pali di Rando. Al minuto 83 però la difesa del Gaggi si lascia trovare impreparata su questo pressing da parte di Costa, Costa riconquista il pallone, tanta confusione, doppio rimpallo che lo favorisce, poi sinistro a giro meraviglioso, gol dell'1-2, rimonta completata per il Furci e adesso sono avanti gli ospiti al Valentino Mazzola. Rivediamo a rallenti la parte finale, la conclusione, la parabola mancina da parte del calciatore giallo-rosso, entra Pafumi per Vaccaro all'85esimo ma non c'è più tempo, il Gaggi perde, lo fa per 1-2 e scivola al terzo posto in classifica. Colpaccio del Furci al Valentino Mazzola. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.